Padova si conferma la peggior provincia del Veneto per numero di contagi e casi positivi. Sono 2.442 le persone attualmente positive al Covid, un aumento di quasi 200 casi rispetto alla scorsa settimana, con un'incidenza stabile di 93 ogni 100.000 abitanti. L'azienda ospedaliera in 7 giorni ha processato 7.870 tamponi, 223 sono risultati positivi alla variante Delta, la fascia d'età maggiormente colpita è quella 30-44 anni con il 25% e la fascia 0-14 anni, mentre solo il 13% dei casi riguarda gli over 65. Ad oggi in azienda ospedaliera risultano ricoverati per Covid 32 pazienti, 15 si trovano in area medica, il più giovane ha 17 anni, 5 i ricoverati nell'area semi-intensiva attivata la scorsa settimana, il più giovane ha 43 anni e sono tutti non vaccinati, così come non sono vaccinati 6 pazienti della terapia intensiva. 3 sono i bimbi positivi al Covid ricoverati in pediatria e 3 le donne positive ricoverate in ginecologia. La vaccinazione in gravidanza è consigliata, ha ribadito il direttore generale dell'azienda ospedaliera Giuseppe Dalben. Che è opportuna la vaccinazione in gravidanza, anzi ci sarà da parte dell'azienda ospedaliera, lo stiamo già facendo, una chiamata proattiva per chi è in gravidanza e vuole appunto fare la vaccinazione in sicurezza presso i nostri ambulatori. Chi deve ancora vaccinarsi ne approfitti subito, anche perché nei prossimi mesi dovrebbero iniziare le somministrazioni delle terze dosi per le categorie fragili. Sul fronte delle sospensioni dei sanitari Novax salgono a 40 quelle nei confronti dei dipendenti dell'azienda ospedaliera. In gran parte sono infermieri, ma si sta valutando anche la posizione di un medico.